Un dolore che non si può neanche immaginare, quello che è sceso su Conco per dare l'ultimo saluto a Nicola Xausa e Pietro Pisapia, due dei tre ragazzi morti la notte tra sabato e domenica nel terribile incidente stradale di Asiago assieme a Riccardo Gemo di Creazzo. Il dolore di una comunità che voleva un bene immenso a questi due ventenni, degli amici stretti attorno alle bare bianche che avevano condiviso tanta parte della loro giovane vita, dei familiari che li hanno amati di quell'amore unico che solo genitori, fratelli e sorelle possono provare, una chiesa gremita dentro e fuori. Questa settimana siamo diventati più familiari gli uni gli altri. Abbiamo portato i pesi gli uni degli altri. Abbiamo pianto insieme. Per Pietro e Nicola il lutto cittadino e le saracinesche abbassate, loro che si sono dati fino all'ultimo e continueranno a vivere in altre persone. Un pianto condiviso, un pianto corale che ha riunito i cuori di tanta gente, abbracciata dalle parole di Don Luigi Bortignon. Guardandovi negli occhi, cari genitori, è troppo grande quello che è successo e noi siamo troppo piccoli per capirlo. Li abbiamo visti crescere insieme questi ragazzi. Questo paese li ha amati. Nicola con una gioia di vivere straordinaria che si ritmava dentro una sensibilità squisita. Il suo sguardo luminoso si è aperto alla bellezza del creato e ha cominciato ad amare le sue montagne. Una vita spesa per questo sport. E tu, Pietro, il tuo sorriso, la tua gioia di vivere, la tua bontà brilleranno sempre nel cuore di chi ti ha amato e conosciuto. È stata preziosa la vostra vita, non andrà dispersa, la custodiremo nel cuore perché è piena di speranza. C'è un'aurora che sorge. Buon viaggio, ragazzi.